Se volete ascoltare mezzo secolo di storia di Borgo Grazzano, uno dei quartieri popolari di Udine che ha conservato la socialità di un tempo e poche vecchie botteghe, dovete farvi fare i capelli da Gianpietro Colavizza, il barbiere che dal 1946 non si è mosso dal numero 36A della via. Ma bisogna fare in fretta perché Piero, a 82 anni suonati e vispo come sempre, ha annunciato l'intenzione di tirare giù la serranda definitivamente. Come molti altri colleghi in città, forbici d'oro, ma anche anziani artigiani, maestri di tanti mestieri. Potrebbe tornare alle sue passioni come la dama o il mandolino, chissà. Dai primi di gennaio apre solo la mattina e non si sa fino a quando. Avevo 12 anni, quindi del 34, 44, 46, 47. Ha aperto, è venuto a lavorare qui nel 46? Come papà. C'è un servizio completo. Capelli accompagnati dalla musica preferita. Lui è sempre stato molto pacato, non ha mai avuto, ha sempre sopportato anche certe situazioni. Il famoso taglio all'Umberta non si faceva già più? No, si faceva anche in quella volta, sì, era abbastanza... Nonostante il re fosse stato mandato via? Sì, no, è rimasto. Una volta dal barbiere si andava soprattutto per chiacchierare, per parlare di sport e di donne, no? C'era anche il calendario con le donnine. Qui di cosa parlavate? Sempre di donne. La più bella del quartiere come si chiamava? Piero. E ce n'erano tante. Luisa. Com'era? Se la descrive? È una bella bionda con occhi celesti, tipicamente nordica. Sono diminuiti i barbieri, quindi il lavoro è sempre stato. Una volta erano tanti barbieri. Quanti erano nel quartiere i barbieri una volta? Ma in via Grazzano sono stati anche 5 barbieri in contemporanea. Questo è mio papà, nient'altro. È un peccato che l'abbiano coperta. L'hanno coperta perché una volta era molto traffico. Quanti clienti ha? Non conosco. 400, 500. Addirittura? Non ho mai tagliato un orecchio a nessuno qui. No, veniva qui il professor Cadetto. Non so se conoscete. Il sindaco di Udine? Sindaco, per tanti anni. Quello abitava in quella porticina lì. E veniva qui. A fianco della finanza. E quando gli tagliava i capelli cosa diceva? Ma si parlava di bocce, lui era un giocatore di bocce. Di bocce, dei figli, di... E dove andava a giocare a bocce? Andava a giocare di fronte alla chiesa. San Giorgio. All'Allegria. Ci sono 2 cambi tuttora. Qui non si parla di calcio, ma lei è stato calciatore. Sì, ma adesso non lo apprezzo più il calcio. Cosa faceva? Che ruolo aveva? Ero un centroattacco. In che squadra? Con la San Giorgina ho giocato. Questo è Manente, ossia era perché è morto, poverino. Il fratello del calciatore della Juve. Ha vinto parecchi scudetti, No, e adesso è un negozio di Manente in fondo alla via. Di questo quadro l'ha fatto un mio zio. Non si ricordava che erano verdi e lui me li ha dipinti gialli. Cosa pensa di via Mercato Vecchio che cambierà con la pietra piacentina? Dovrebbero lasciarla com'è. È stata lì parecchi anni, adesso la cambiano. E cancellare un ricordo. Cosa fa? Fa l'assistente? L'assistente, sì, solitario. Ogni giorno quando vengo qua do una scopatina. Se sono capelli, se no si va a spasso bene. Poi le offre un bianco? Sì.
Ci racconti invece della dama, una passione che ha È da una sempre? passione da sempre. Ma ho vinto un campionato regionale, più di uno. Ma che capacità bisogna avere? È solo un problema di memorizzare tanti schemi di partita? No. Bisogna giocare tanto, perdere moltissimo, e più si perde più si impara. Lui suonava il mandolino. Il mandolino, sì. Era con Tita Marzuttini, storicamente molto conosciuto quella volta. Suonavo col Tita Mazzuttini, ho suonato diversi anni, una ventina d'anni. Qual era il brano più richiesto? Non mi ricordo. Le canzoni napoletane, il purpurì di canzoni napoletane, quella era il più richiesto. Mi ricorda quella volta del delitto, com'è andata, come l'ha saputo, cosa è successo? Quel delitto qui è perché io abitavo qui in questa casa, non ho sentito le urla. Ero a dormire, e ho sentito delle urla della moglie che urlava perché l'aveva ferita. No? Ha ferito la moglie e ucciso il marito. Ma chi è questo? Chi è l'autore di tutto? Chi era? Era un ex finanziere che veniva qui e mi diceva: io un giorno all'altro li ammazzo. E poi l'ha fatto? E l'ho fatto. I consigli che posso dare ai clienti: se ti cadono i capelli, lasciali cadere perché non c'è niente da fare. Ho 82 anni, penso di meritarmi un po' di riposo. Ma mi pare che è contento ancora di lavorare. Sì, lavoro volentieri. E quindi cosa farà? Solo al mattino adesso? Solo al mattino. Per quanto tempo? Ah, non lo so, finché mi diverto.